Ha detto che ci sono persone che vengono sfamate da anni in Parlamento, quindi questa parola non educata l'ha usata Zaia. Si scusi e si parli con un linguaggio diverso, per cui non è che lui può offendere le persone. Il termine sfamare, che io non uso mai, l'ho preso da Zaia, che l'ha usato ieri, riferito ai parlamentari che verrebbero sfamati. Ora non so che cosa volesse dire, non mi è sembrata un'espressione cortese. Quindi lui lo può dire agli altri e uno non lo può dire a lui. Mi spieghi come funziona? Sfameremo Zaia, ha detto Maurizio Gasparri durante un dibattito televisivo nazionale, aprendo un nuovo squarcio nel centrodestra, ma quell'espressione, dice l'Azzurro, altro non è che una citazione dello stesso governatore. Sul terzo mandato non accetto lezioni da bocche sfamate da 30 anni in Parlamento, le dichiarazioni precise di Zaia pronunciate in conferenza stampa che a Gasparri non sono proprio andate giù. Quindi Zaia dovrebbe scusarsi a questo punto, lei Di dice? quella espressione certamente sì. Poi un conto è il dibattito sui mandati, sui non mandati, che è legittimo, ognuno può pensare quello che vuole. Altro è il tono sprezzante di uno che mi risulta ha fatto amministratore locale, ha fatto il ministro, ha fatto presidente di regione, credo che sia già il terzo mandato. Quanti mandati ha fatto Zaia? Rispediamo al mittente le provocazioni fatte da Gasparri, dice Luciano Sandonà dalla Lega. Luca Zaia non ha certo bisogno di essere sfamato, ma è chiaro che lo scontro sembra un punto di non ritorno. Escludo questo rischio in assoluto, perché il centrodestra è unito da decenni per governare il paese e le regioni, non per mettere Gasparri rossi o verdi. E quindi questo è un problema che non esiste. Perché Zaia ha fatto la norma dei 2 mandati ai consiglieri regionali e poi dice che se lui ne deve fare 3 sono pochi? Io non capisco, quindi nessuno ce l'ha con Zaia. La norma dei 2 mandati viene applicata ai presidenti americani, ai presidenti francesi, ai presidenti di regione.